I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un co se l'esaremo de Ponte Moin. Dando dai Carmini verso il centro della città, se passa sopra Ponte Moin. E c'è un vecchio ponte con a torre e una vecchia porta de a torre che sbusava le mura medievai. E se chiama Moin perché gli era dei moini sul fiume. I dise che su a torre Galileo avesse doparà il canocciae per scomissiare a guardare come che gli era fatto il cielo. A sto proposito, è verissimo che Galileo adoparà per la prima volta il canocciae a Padova, ma che il s'arrampegasse fin sulla torre del Ponte Moin è una delle che bae che si inventava nel secolo passato quando gli si entusiasmava tanto, ma non andava tanto pal sottie a controllare quello che gli si immaginava. E mi gesonto che l'inventore di sta fantasia è Carlo Leoni, che è sta un erudito e un scrittore padovan dell'Ottocento. Qualcheduni dice che Leoni e se abbia inventato sta bugia per dimostrare agli austriaci che Padova è una città con una storia importante e per fare in modo anche che i padovani gli alzasse a testa e gli si ribeasse contro l'impero. Qualchedun altro dice invece che nell'Ottocento che fosse il progetto di buttare giù e a torre de Ponte Moin e che Leoni si abbia inventato questa storia per fare in modo di conservare questo monumento che non venisse buttato basso anche a sto tocco de mura de Padova.